Oggi preparo un primo molto semplice, delle mafaldine con aglio, olio e pomodoro secco. Per la preparazione serve anche il peperoncino, del basilico e un paio di filetti d'acciughe. Quello che mi serve è già pronto, posso passare in cucina. Ho messo dell'acqua a bollire, metto un po' di sale e metto la pasta a cuocere. Passo alla preparazione della salsa. In una padella calda verso dell'olio d'oliva, un paio di spicchi d'aglio tagliati a lamelle e faccio soffriggere per una trentina di secondi. Aggiungo un paio di filetti d'acciuga che faccio sciogliere nell'olio, schiacciandoli un po'. Le acciughe sono quasi sciolte. Metto il pomodoro secco, il peperoncino e lascio rosolare un po'. Allungo con un po' d'acqua della pasta. La salsa è pronta, posso spegnere. Nel frattempo che aspetto la pasta, preparo la mollica tostata. Nella stessa padella della salsa metto del pane grattugiato, un po' d'olio e lascio rosolare girandola sempre. Appena raggiunge un bel colore dorato, la tolgo dalla padella. La pasta è quasi pronta. La tiro molto al dente e faccio completare la cottura in padella, aiutandomi con un po' d'acqua della pasta. Appena è pronta metto un po' di basilico, do l'ultima girata e posso impiattare. Aiutandomi con un mestolo la sistemo nel piatto. Metto sopra la salsina rimasta in padella. Completo il piatto mettendo sopra la mollica tostata.
e qualche scaglia di pecorino semistagionato. Mafaldine, aglio, olio e pomodoro secco. Vediamo com'è. Buona.